data per il bacino del sindaco. La più grande associazione al mondo di volontariato, di servizio alla popolazione, che entra in ogni campo della vita sociale e organizziamo sempre delle meeting, delle occasioni che servono a portare cultura, informazione. Questa sera siamo qui per fare unire due forme artistiche, la musica e la pittura, un mondo particolare che tutte le iniziative di questo tipo sono sempre state. Il relatore è un musicista appassionatissimo che non riuscirà a fare. L'Aris Club San Daniele è uno dei più stagionati positivi del Friuli. Siamo stati mandati nel 70 da alcuni illustri sandanesi, straordinari, appassionati e illuminati, e noi cerchiamo di mandare avanti il messaggio che il Linus porta. E adesso c'è il sindaco che vi dà un saluto e ci diamo un bel applauso. C'è il microfono. Vediamo se riesco a tenere la voce più alta per farmi sentire per il fondo. Intanto grazie di essere presenti, grazie dell'invito Presidente. Sono felice di vedere la Chiesa di Sant'Antonio piena. È un luogo d'arte, un luogo importante della nostra comunità, perché ha tanti secoli di storia, quindi tante generazioni sono passate in questo luogo per affidarsi al Signore, per chiedere qualche cosa per la loro famiglia, per se stessi e anche per la nostra comunità. È un luogo oggi bello anche dal punto di vista artistico, per quello che si può ammirare, per quello che si può anche ascoltare, e oggi avremo un concerto, avremo dell'arte che ci verrà raccontata, con delle opere d'arte, e nell'occasione, perché durante tutto questo mese c'è anche lungo le pareti una mostra di fotografie che arriva da Timau, quindi da Paluzza, incentrata sulle mani, solo sulle mani di quella comunità. Quindi voi andrete a vedere, non troverete il nome della persona dalla quale appartengono sulle mani, ma vedete delle mani che stanno facendo qualche cosa e raccontano la storia di una comunità che è come la nostra storia, perché le mani sono l'essere, diciamo, la cosa più immediata di una persona, quella che ci rende fattivi, quella che ci rende realizzatori di qualcosa di positivo, anche di negativo tante volte. Ecco, questa occasione mette insieme quindi la cultura con le opere d'arte che verranno illustrate, la musica, l'arte che è in questa bellissima chiesa e anche questa bella mostra che sarà qui durante tutto il mese. Qui in sala c'è anche il curatore, il dottor Unfe, e quindi approfittate di venire a vedere questa mostra e approfittiamo adesso di ascoltare il nostro concertista e di farci illustrare queste opere d'arte dal nostro critico. A tutti quanti un buon fine settimana e ai Lions ancora una congratulazione per questa nuova riuscita di evento. Grazie. Spendo solo 2 parole per illustrare brevemente i brani che andrò a suonare prima di ogni intervento. Intanto comunque vi ringrazio veramente di essere venuti e chiaramente spero che sia una sinergia, insomma, tra musica e arte degna di essere veramente molto vissuta. Allora, la mia introduzione è composta da 2 brani di un compositore seicentesco francese, Louis Couperin, zio del famoso François Couperin le Grand, il Grande. I pezzi che ho scelto sono stati pensati in relazione ovviamente alla conferenza successiva e
e voglio spiegare appunto quali sono queste connessioni, questi collegamenti, perché chiaramente non era facile, visto lo strumento che andrò a suonare, trovare dei brani del repertorio coevo alle opere che andremo a vedere, per cui i collegamenti si sono fatti oltre la linea del tempo in una maniera anche forse un po' più sottile, anche però molto intellettuale. Il primo brano sarà un preludio non misurato, un preludio come doveva essere negli antichi tempi, cioè veramente un inizio dal nulla, un inizio per introdurre una danza, un inizio per scaldarsi le mani, per provare lo strumento. E questo si ricollega a un'immagine che vedremo successivamente, un affresco, se non sbaglio, di Giotto, in cui una figura per la prima volta nella storia della pittura sta entrando nell'opera, è in procinto di entrare, cioè è in movimento, è a metà, è tagliata a metà, non è raffigurata nel centro a figura intera. E così vorrei veicolare questa sensazione di entrare man mano nella musica con questo preludio non misurato. Infatti non ha le battute proprio, cioè è assolutamente in campo aperto, in campo bianco, le note sono libere, le posso interpretare come voglio teoricamente, per poi arrivare appunto a un momento di danza, una bellissima allemanda in do maggiore. Grazie per l'ascolto.
dico proprio pieno di felicità, in questo luogo di culto, di storia, di bellezza, di arte. Ecco, tenere una conferenza, non mi piacerebbe più pensare una interessante, mi auguro, chiacchierata, che parla d'arte, che parla di pittura e parla di linguaggi, perché mi accorgo, e la prima diapositiva mi dà un'indicazione, mi accorgo spesso quando mi trovo con amici a cena, quando capita insomma di dialogare, spesso succede con la pittura, e quando parliamo di arte figurativa e con questi alcuni, no, di questi artisti che conosciamo, è tutto così piacevole, scorrevole, c'è una conversazione, c'è un arricchimento da entrambe le parti, tutto fila liscio, tutto è armonia e bellezza. Tutto un po' si complica quando poi entriamo magari un po' più nella contemporaneità e ci troviamo di fronte dipinti di questo spessore, di questo valore. E diventa difficile perché è ricorrente spesso dire tutto quello che vuoi, però se l'arte non emoziona, se l'arte non piace, se non mi piace, diventa tutto discutibile. E allora cercare un attimino nel possibile di mettere un po' in ordine queste cose, è doveroso fare una premessa. Non è compito mio, non è mai stato e non lo sarà mai convincere qualcuno quando ha dei gusti personali, ci mancherebbe. Il compito mio è, se posso, se riesco, farvi comprendere invece l'importanza perché si arriva a questa arte che oggi si definisce installazione, arte informale, arte astratta. Ecco, c'è un linguaggio che secondo me va spesso recuperato per comprendere il significato, il contenuto di quelle opere che indubbiamente ci spaventano ogni volta che andiamo in un museo di arte contemporanea, vediamo questi dipinti anche di grandi o di dimensioni, o poco importa la misura, però ci spaventano e già questo ci allontanano. E invece noi dobbiamo comprendere un po' il significato, quando stanno nei musei il significato c'è sicuramente, e così possiamo anche comprendere, e perché no, anche valutare quello che invece guardiamo nelle mostre contemporanee, dove spesso, e qui mi piace sottolinearlo, si mescolano un po' troppo quello che è il mercato e quello che è arte. E per quanto mi riguarda, io cerco sempre di tenere ben distante quello che è l'arte, quella che viene raccontata dagli storici dell'arte, dagli studi che si fanno negli anni, dagli artisti che vedremo stasera come dialogano fra di loro, e dalle proposte che qualche volta invece sono frutto di tanta creatività, ma che tutto poi si limita lì. E allora è difficile poi capire, comprendere e dichiarare che questo ha un valore. Lo può fare, qualche volta lo fa il mercato, ma ripeto, il mercato non è di mia competenza, non entro nel merito. Rimango su quello che invece ha fatto sì che diventino fondamentali quelle opere che anche noi facciamo fatica a comprenderle, pur rimanendo, come dicevo, anche sempre convinto che magari i miei gusti non riscontrano quell'opera, però comprendere il messaggio credo che sia importante e significativo. Tutto questo è anche da sottolineare come da sempre, da quando abbiamo incominciato a pensare, prima di dichiararla, arte, in questo caso pittorica, ma si può rapportare in qualunque forma artistica, che tutto vada un po' a settori. Di cosa parliamo? Degli impressionisti. Bene, l'impressionismo nasce in quel periodo, termina in quello. Parliamo del futurismo, un altro periodo, e poi parliamo di Giotto, un altro periodo. E lì spesso tendiamo a tenerli isolati come se tutto questo iniziasse e a un certo punto finisce. Non è proprio così, anzi vedremo come c'è sempre un sottile, lungo filo conduttore che qualche volta torna anche indietro a recuperare, nei momenti di massima crisi dell'arte, concetti che appartenevano al passato per poterli recuperare, farli propri e naturalmente poi proporli in un contesto che non soltanto vive la contemporaneità, ma gli artisti spesso si proiettano e guardano a tempi e parlano a figure che devono ancora venire, al futuro. Succede spesso tutto questo, quindi teniamo presente questo filo conduttore, lo vedremo, che qualche volta va a recuperare antichi concetti utilissimi per produrre qualcosa di nuovo. L'arte ha vissuto sempre di momenti in cui c'è un obiettivo da raggiungere, si riesce a raggiungerlo attraverso la bellezza, quando l'arte era ancora compito di chi la sapeva fare, era importante che qualcuno sapesse fare, scultura, pittura, architettura. A un certo punto, quando l'arte è diventata soprattutto concetto, soprattutto significa che c'è sempre stato concetto, ma era forte la bellezza e la meraviglia di qualcuno che sa fare arte.
Quando poi il concetto è diventato importante, forse ha superato la capacità di fare l'arte, ecco che allora abbiamo avuto delle crisi, abbiamo avuto dei problemi su che cosa poi rappresentare, che cosa ci chiede l'arte. E questa è una domanda che forse sarebbe più giusto farla alla fine. Ecco, a che punto siamo? Magari anche poi cercheremo di capire e di farla alla fine questa domanda. Tutto incomincia in questo filo conduttore molto prima di Giotto, ma dovevamo iniziare da qualche parte e vedrete che poi ci sarà un balzo molto veloce, perché è chiaro, non possiamo parlare di secoli d'arte, dobbiamo tenere legato quel modo di fare arte, di proporre quella pittura ai concetti che in esso poi troviamo e che vengono recuperati. C'è l'arte anche prima di Giotto e l'invito è qui, ecco, la prima riflessione che dobbiamo fare è che quando noi siamo nelle vecchie cattedrali, basiliche, nel Duomo di Spilimbergo, quegli antichi affreschi fatti di santi, di figure certamente nobili, elevate, di importanza, di una severità, perché il tempo chiede quella severità e quella solennità, ma nella ricerca di rendere sempre più vero e credibile quindi quel messaggio, quindi c'è uno studio, nella ricerca di cercare volumi, forme e ombre, quelle figure ci appaiono e soprattutto si fanno sentire più che vedere. Noi le riconosciamo, c'è il contorno, è una figura, è un santo, ha gli attributi, ma non hanno volumi, espressioni, hanno però quella potenza di farci sentire in quel momento il peso che occupano quello spazio, l'importanza per cui vengono rappresentati. Questo concetto di essenzialità, di togliere tutta quella forma e quel volume, lo teniamo presente perché verrà recuperato, perché gli artisti hanno capito che attraverso l'essenza tutto questo permettere di mettere in evidenza concetti che altrimenti sarebbero stati disturbati dalla straordinaria bellezza di vedere poi un corpo compiuto. Ne abbiamo esempio qui dentro, siamo nel Cinquecento, dipinto questo luogo da Martino da Udine, detto il Pellegrino, di una straordinaria bellezza, soprattutto la parte finale, quella che quando torna e completa questi affreschi li vediamo negli atteggiamenti, nelle espressioni di quei volti, si raggiunge livelli altissimi, siamo nel Rinascimento. Ecco, però tutto questo sì, ci meraviglia maggiormente perché gli obiettivi cominciano a essere raggiunti, però va a perdere un po' magari l'importanza di quello che doveva dire quella figura, non far vedere quella figura. E allora, parlando di Giotto, che è uno dei primi, questi sono testi a cui consiglio di fare sempre riferimento, ci spiegano la grammatica e il linguaggio dell'arte, necessaria. Un po' andata persa, mi dispiace tutto questo, però dobbiamo pensare come un tempo, quando ragazzini che vivevano le botteghe degli artisti e non avevano modo di imparare, non se lo potevano permettere a leggere e scrivere, però in quella università, perché il committente, l'artista parlavano di continuo della committenza, dell'ordine, dei santi che venivano rappresentati, dei paesaggi, come ottenerli, insomma avevano sicuramente ben presente tutto il linguaggio e tutta la grammatica necessaria nel figurativo in quei tempi per essere rappresentata al meglio quell'immagine, e quindi si ponevano davanti a queste immagini, a quelle immagini, e leggevano perfettamente tutto. Quindi se noi parliamo di lettura sui capolavori, sappiamo che la lettura è fatta di punteggiatura, di segni, di colore, in questo caso nella pittura, e quindi un linguaggio, e dobbiamo rispettarlo. Se io, anziché utilizzare un simbolo correttamente, un giglio, quando si annuncia l'arcangelo alla Madonna, il giglio è simbolo di purezza, utilizzo un altro fiore, non so scrivere correttamente quella pagina, quell'immagine. Capite? Quindi attraverso questi simboli che devono essere conosciuti, recuperati e rispettati per chi esegue e per chi legge. Parlavamo di Giotto che tenta di superare tutto quello che l'immagine fino a quel momento aveva prodotto, come dicevamo, importantissima, ma si cerca in un periodo in cui è molto vicino al Rinascimento, qui è tutto pieno si respira il Rinascimento, quando l'uomo ha preteso di avere un Dio accanto a sé, lo fa vivere dentro i suoi spazi, e allora perché accada tutto questo nella pittura c'è necessità che qualcuno sia capace di rendere al vero il più possibile quelle immagini, figure che hanno movimento, fiato, lo dirà Leonardo molto più avanti, deve avere spirito di vita. E come si fa? Soprattutto volumi, e poi dobbiamo farli vivere dentro i nostri spazi. E
e allora sentiamo maggiormente quella presenza. Le conversazioni sacre rimangono per la solennità di quelle figure che sono state rappresentate, ma diventano anche conversazioni umane, e quindi chi ha bisogno di pregare si sente un po' più ascoltato. Tutto questo è il Rinascimento, e Giotto lo anticipa, vive l'inizio di quel Rinascimento, quel periodo in cui cerca attraverso la pittura una prospettiva che sappiamo benissimo arriva a certi risultati, ma ancora distante. Dobbiamo arrivare a Canaletto per arrivare alla prospettiva perfetta. Siamo nel Settecento abbastanza avanti, quindi secoli di studi di prospettiva attraverso uno strumento, addirittura aiutati da uno strumento, una camera scura che proietta un'immagine e permette di individuare linee che danno l'illusione della realtà. E poi vedremo come, raggiunto quell'obiettivo, arriva qualcuno e mette tutto in discussione. A vantaggio di cosa? Di verità, perché la pittura, l'arte, soprattutto l'arte, è verità, che piaccia o non piaccia. Quindi Giotto cosa fa? Guardate la straordinaria genialità di questo pittore artista, pittore perché sa dipingere, artista perché ha una visione a 360 gradi. Introduce, come diceva Alessandro, quella figura che è stata criticata all'inizio. Tu hai uno spazio dove devi dipingere una scena, una delle tante scene, e come mi presenti poi quel personaggio a sinistra che accompagna il San Francesco davanti a sé, racconta la scena dell'umile, dell'uomo semplice che lo riconosce e si inginocchia, addirittura mette il manto perché cammini sopra in segno proprio di devozione, ma quella figura che a noi oggi interessa è che a sinistra non compare intera, o non lo metti oppure lo posizioni dentro il dipinto. Perché fai questo? Proprio perché ci fa capire che la scena non può essere contenuta, il racconto non è contenuto in quello spazio, c'è un racconto che inizia, c'è un racconto che si svolge e c'è un racconto che continua. È il primo fumetto, oso dire il primo filmato, dà movimento alla scena. Questa è una novità nella pittura e Giotto spesso lo ripropone, motivandolo in questo senso. E poi un'altra cosa straordinaria che fa Giotto con lo stesso dipinto è quello di pensare di far vivere quei santi e quelle persone dentro un luogo che ancora oggi esiste, che riconosciamo. Quello è il Tempio di Minerva, con la torre del popolo, ancora oggi c'è, con piccole modifiche, è inevitabile questo, però provate a immaginare che per la prima volta vedo una scena che è sempre stata rappresentata perché si sono lette le sacre scritture, poi abbiamo inventato il paesaggio dove collocarle, e l'impatto invece che hanno i fedeli quando riconoscono la mia piazza, quella è la mia piazza, San Francesco non è oggi presente ma vive la mia piazza. Provate a immaginare Sant'Agostino, il patrono di San Daniele, lo rappresentiamo con alle spalle il Duomo di San Michele Arcangelo. Lo vediamo in un modo un po' più eccitato, passatemi il termine, no? Riconoscere quel luogo, un po' come ancora oggi ci portiamo dietro questa idea di fare le fotografie con noi in quella piazza, perché quando le vediamo poi abbiamo una testimonianza diretta di un luogo che abbiamo vissuto, non pensato, immaginato. Quindi questo Giotto, per queste ricerche, ovvio che non posso soffermarmi su altri aspetti, oggi è importante vedere l'evoluzione, il recupero e il linguaggio dell'arte. Troviamo di nuovo, anche in questo caso, quella figura che entra in scena nel bacio tra l'incontro tra Gioacchino e Anna, quella figura misteriosa, anche lì poi negli affreschi antichi creare quella figura misteriosa che molti ancora studiosi non hanno saputo decifrare fino in fondo. Qualcuno la indica come il periodo di vedovanza assunto da Anna in quel periodo in cui Gioacchino vive nel deserto. Quindi una figura misteriosa anche per ricordare questi aspetti. Continuando sempre con Giotto, questo è importante vedere come questo affresco antico, quando gli artisti hanno cercato di comprendere meglio, utilizzare al meglio il colore, hanno guardato a Giotto. E che cosa hanno guardato a Giotto? Per esempio su questi contrasti così forti, che hanno la loro motivazione, quel blu notte a contrasto con quel bianco, che diventa ancora più luminoso, a vantaggio di qualcosa che il colore, si comincia a consegnare al colore quella prepotenza e quella potenza che in sé ha la capacità di esprimere. Rafforza il concetto. La storia si svolge nel momento in cui la Maria Maddalena riconosce Gesù e Gesù la ferma per dirle fermati, non toccarmi. Questa è la scena che va raccontata. Poi straordinaria la scelta dei colori. La Maddalena veste il colore del terreno, il colore della terra. Gesù veste il colore bianco della purezza, della risurrezione. Quindi anche qui lettura nel scegliere come vestire quei personaggi. E soprattutto un altro aspetto, linee. Provate a immaginare, individuare quelle linee
di forza, quelle diagonali, la mano di Gesù verso la Maddalena, gli angeli che indicano la Maddalena, queste montagne, queste linee che fanno vedere, ci portano, ci conducono in un punto che è essenziale, dominante in quella scena. Tutte cose che verranno recuperate ai giorni nostri quando vogliamo fare arte significativa, magari che non piace, ma sicuramente di conoscenza, questo non c'è dubbio. Facciamo un salto enorme, d'altra parte abbiamo accennato, d'altra parte credo che tutti abbiamo ben presente tutto quello che poi ci piace, in fondo non è possibile trovare qualcuno a cui non piaccia Raffaello, Caravaggio, Michelangelo, Leonardo, metteteci dentro tutti quelli che volete, però lì lo capite, li abbiamo presenti come questa ricerca ha sempre portato al raggiungimento della perfezione nella rappresentazione del vero, perché allora si pensava e si cercava di rappresentare concetti, come dicevo prima, con l'intento di avvicinare il più possibile il fruitore, rendendo quelle immagini il più possibile vere, veritiere. Con Michelangelo, Raffaello, Leonardo abbiamo raggiunto il massimo. Tant'è vero che poi esiste un periodo, che è il manierismo, dove gli stessi artisti capaci hanno detto cosa dobbiamo dipingere. Non possiamo emularli, figuriamoci superarli, non c'è nulla più da raggiungere, c'è una grande crisi, nonostante il manierismo abbia prodotto, Antonio De Sacchi, ce l'abbiamo in Duomo, capolavori straordinari, ma manierismo significa dipingo alla maniera di. 70-80 anni dopo arriva una folgorazione che è Caravaggio. Caravaggio crea una rivoluzione nell'arte perché dice attraverso l'oscuro accendo, soprattutto nei quadri di fede, dove l'oscurità della mente deve guardare, deve vedere, accendo dove c'è la verità. Straordinario sconvolgimento, questo è Caravaggio, ma poi torniamo alle grandi crisi, soprattutto nell'arte sacra, quando poi la Chiesa ha necessità di risorgere dalle proprie ceneri e arriva il Tiepolo a aprirci quelle volte, quelle chiese dove non riusciamo a capire dove sta il soffitto, porta una luce di festa e di gloria, la Chiesa è forte e risorge con prepotenza e potenza. Questa è la storia di tutta la pittura figurativa, fino a raggiungere immagini straordinarie nella ritrattistica dell'Ottocento. Quando arriviamo a questo punto, crisi, soprattutto perché entra in scena una macchina fotografica, uno strumento meccanico che in qualche modo sostituisce i pittori, perché in un attimo a costi minori faccio 1000 fotografie, 1000 ritratti, 1000 luoghi e non ho più bisogno di aspettare i pittori che hanno tempi lunghissimi e costosissimi. Entrano in crisi i pittori. Però, chissà, gli artisti soprattutto, perché i pittori fanno un po' fatica, gli artisti sanno osservare quello che ci circonda quotidianamente, quindi togliamoci dagli occhi l'idea che proprio sia frutto di immaginazione, siamo fuori strada quando pensiamo che l'artista è creativo. Creativo sì, in parte, ma attinge sempre alla realtà, non inventa nulla. Sa guardare dove noi non guardiamo, dove noi non vediamo, ma questo non significa che non esista. E allora quando la macchina fotografica sostituisce i pittori, gli artisti sanno osservare che c'è un mutamento della luce, la luce in movimento. Nasce l'impressionismo per queste necessità, catturare il movimento della luce, con pennellate molto corpose, molto dense, molto vivaci, che hanno il compito di farci vedere una bellezza che esiste, ma che noi non ci siamo accorti. Non abbiamo saputo coglierla, e questa è la grandezza per farci gioire di una bellezza nuova. Ricordiamoci sempre che l'impressionismo oggi noi lo difendiamo, andiamo a vedere con numeri straordinari tutte le mostre degli impressionisti. Provate a pensare al momento in cui propongono i loro dipinti. Sono massacrati, non sono compresi, sono offesi. Questo succede da sempre. Quando Cézanne ci propone questo quadro e lui stesso, a proposito di impressionisti, è bene ricordare come noi siamo abituati a pensare a un gruppo di impressionisti, questo lo è per forza, perché lavorano insieme, nello stesso luogo Parigi è il centro dell'arte, e questo li identifica come gruppo, ma se li prendiamo singolarmente vediamo che ognuno di loro fa una strada molto personale, una ricerca molto individuale, soprattutto Cézanne. Molto scorbutico, molto isolato, non potrebbe arrivare
alle soluzioni che andremo a vedere se non avesse avuto questo carattere così isolato e così anche scontroso. E quando dirà voglio stupire Parigi con una mela, non è una frase banale, è una frase che contiene in sé quasi tutto il racconto di Cézanne. Inizia per esempio, non con questo ma questo è a esempio, recuperando quello che oggi diciamo espressionismo come termine moderno, arriva dopo l'impressionismo. In realtà l'espressionismo nasce da origini molto antiche e significa in sostanza che la materia parla prima di quello che viene poi rappresentato. Nelle antiche basiliche, soprattutto l'esterno, noi riconosciamo un angelo, una colomba, prima di tutto con che materiale è fatta. Quindi non si va a perfezionare la piuma, lo sguardo, il becco o un crocifisso nella sua perfezione. No, è importante la materia, perché la materia parla, può parlare di sofferenza, può parlare di preghiera, può parlare di leggerezza. E poi, una volta che la materia ha parlato, riconosciamo il soggetto. Quindi l'espressionismo viene recuperato, in questo caso la materia pittorica densa è necessaria per far vibrare, per far vivere quelli che molti indicano natura morta e che molto più avanti nel Novecento, recuperando questi concetti, un certo Morandi che vive dentro 4 metri quadri nel suo studio utilizza le sue bottigliette per far parlare, vibrare non più quella natura morta, ma lui stesso definirà vita silenziosa. Darà un significato a quello che noi pensiamo non abbia un senso se non l'utilizzo che facciamo e l'uso di quei barattolini, di quei vasi e di quelle porcellane. Nella materia, nel colore, qui la diapositiva non rende, ma chi ha la fortuna di vedere quel quadro, riuscite immediatamente a sentire la bellezza, se non la bellezza, la prepotenza di quella materia. E poi leggiamo tutto quello che riguarda il motivo o forse il pretesto che ha creato queste condizioni e questa possibilità. Cézanne, che molti fanno fatica a pensare, e invece bisogna proprio certificarlo, come il secondo grande maestro. Il primo è stato Giotto. Il secondo, siamo alla fine dell'Ottocento, quindi all'inizio del secolo breve, il Novecento, che aprirà movimenti, lo sapete benissimo, artistici, uno dietro l'altro, tutti significativi. Ma molti lo indicano come Picasso, il grande che sconvolge, scombussola tutto. In parte lo è, lo vedremo. Ma bisogna andare a fondo, a scavare, e bisogna riconoscere che Cézanne, il primo che ci permette a questi artisti di guardare il mondo con un occhio diverso, alla ricerca di qualcosa che ancora non è stato raccontato, non è stato ancora dimostrato, non è stato ancora sviluppato. Cézanne, oltre a dire voglio stupire Parigi con una mela, sarà colui che dice, dopo una grande ricerca, che tutto quello che ci circonda si riduce alle famose forme geometriche del cubo, del cilindro e del cono. Quando dipinge la natura morta, è bello questo aneddoto, un giovane giornalista si avvicina, ed è strano che a Cézanne gli permetta a questo giornalista un'intervista, gli fa notare come davanti a tante composizioni di natura morta, arance, mele, come mai non utilizzi come soggetto i fiori? E Cézanne dirà, io non utilizzo i fiori perché non mi garantiscono la durata di cui io ho necessità. Perché se voglio rappresentare al vero, se volete rappresentare al vero, smettetela come fanno gli accademici a dipingere una natura morta, una canestra di frutta perfettamente dipinta, ma non è vero quel racconto, perché lo raccontiamo soltanto da un punto di vista, che è quello del pittore. Tu hai dipinto completamente quella natura morta? No, nel concetto tu hai dipinto soltanto una parte, in modo straordinario, ma non è verità. E allora lui inizia a cavalletto, immaginate questa composizione che sembra un po' disordinata e qualcuno dirà se tolgo un'arancia cade la composizione, perché questo succede. Lui inizierà a comporre la sua composizione pensata, meditata, valorizzando colori, forme, pieghe, e a cavalletto ci gira intorno per giorni, per settimane, raccontandola, descrivendola da tutti i punti di vista, producendo e proponendo poi quel dipinto che ai nostri occhi, allora ancora di più, appare completamente nuovo nella sua composizione. Tant'è vero che sembra quasi, se noi guardiamo il contenitore delle arance, quello alto, l'alzatina, se la vediamo concentrati a guardare solo quello,
ha una sua prospettiva, nell'insieme è un po' in difficoltà, proprio per quell'effetto di girarci intorno e di catturarla da più punti di vista. Il concetto di verità ha assolutamente ragione. Ma questo è soltanto un primo aspetto. Se poi andiamo nei particolari, ecco, vi dicevo come tutto si riconduce a quelle forme geometriche che indicava Cézanne. Uno studio di composizione che lo porterà poi a raccontare come questa viva di una sua forma indipendente, autonoma, poi con l'aggiunto di quello che in realtà ma non ha rispettato più una prospettiva corretta come gli accademici facevano, ma da un solo punto di vista. E poi guardiamo anche nel particolare questi aspetti di tovaglie, di panneggi, dove sono trattati con pennellate veloci, non perché non vuole terminare il dipinto, perché non sa terminarlo, togliamoci dalla testa. È un inizio, già una ricerca di sintesi, dove il linguaggio del gesto, non soltanto del colore, contiene in sé una prepotenza che andremo sicuramente a leggerla nei dipinti successivi. Nella sua ricerca, in queste cattedrali che sono boschi, che sono alberi, ma non li dipinge al meglio, non rappresenta il vero, non va a catturare la luce come gli impressionisti in quel momento avevano indicato e pensato nei loro studi. In sostanza, Cézanne cerca di entrare dentro le strutture portanti di ogni elemento. E che cosa succede in questa lunga ricerca? Che tutto si riduce in sintesi, perché se metto le foglie, se metto le luci, se metto le ombre, sto facendo un altro dipinto. Io voglio andare dentro le cose perché esistono e le voglio portare fuori. È chiaro che poi sviluppa ancora dando leggibilità a quegli alberi, ma con forme completamente nuove. Fu massacrato perché in alcuni punti gli spazi non sono dipinti, lasciando la tela bianca, quindi li paragonavano a bozzetti. Parliamo poi dei bozzetti quando sono straordinari. In realtà sta ragionando anche sul fatto che finora non si era mai dipinto, salvo Leonardo con qualche tentativo di portare atmosfera nei dipinti, umidità, non si era mai ragionato sull'aspetto di ossigeno dentro quegli spazi. La tela bianca appena grattata permette nell'insieme di sentire respirare quella immagine, quel dipinto. Io ho provato scusate, perdonatemi, con incapacità a fare fotografie dal mio terrazzo in questi giorni e vedo le foglie di una straordinaria bellezza di verdi che iniziano, e i verdi sono un'infinità. Porto il verde perché Cézanne a un certo punto dirà: ho inseguito una vita il verde quando mi sono accorto che era il grigio che dovevo inseguire. Quindi mette in discussione tutto quello che ha fatto. Inseguire il verde per che cosa? Proprio per un aspetto di contrasti e a evidenziare l'essenza portante, in questo caso, di quelle cattedrali di alberi, di quei fusti, di quegli alberi, di quei rami. Quando lui si accorge che nell'osservazione del colore era più importante il colore sottostante che il grigio, fa questa missione. E infatti, se noi pensiamo alla frase guardiamo il naturale, anche domani vi invito a vedere, vado un po' più nei particolari, c'è del grigio sotto quel verde. E quel grigio non è un caso, qui andiamo un po' più nel particolare. Se voi pensate e provate a immaginare, quando vi capita nell'Ottocento di entrare in un museo e ci sono ritratti dell'Ottocento, noi percepiamo che quel personaggio che è stato dipinto ha ossigeno, respira, ci parla a distanza di 200 anni. Una foto invecchiata, ingiallita dal tempo, che ritrae quel personaggio, ci fa sentire subito di qualcuno che ha avuto un vissuto. E magari, va bene, ne parliamo lo stesso, ma la percezione è di qualcuno che ha avuto un vissuto. La pittura rappresenta quel personaggio portandolo con gli stessi tempi, però la pittura ti permette di dialogare, di sentirlo vivo, grazie anche alla tecnica di una grisaglia. Il dipinto viene eseguito e ritratto tutto in grigio e attraverso velature di colore permette che sotto quel pigmento ci sia ossigeno. Quindi Cézanne aveva dato questa grande intuizione. Cézanne che di nuovo dipingerà, lo sapete, la montagna di Saint-Victoire, più di 50 disegni, siamo tra acquerelli, dipinti, disegni. E perché lo fa? Lo ripete quel soggetto, come farà Morandi con le scatolette, è ossessionato dalla sintesi. Guardate bene, non li ho portati tutti 50, però negli anni potete vedere bene come la sintesi va sempre di più a perdere quella che è riconoscibilità, per arrivare poi a una
rappresentazione proprio, è quasi suggerito il luogo, a vantaggio però di cose che vanno in profondità e che esistono, portate in sintesi a vantaggio di qualcosa che possiamo vedere come nuovo e vivere di una bellezza nuova. Molti indicano, e sono concorde, che è l'autoritratto, questa montagna è l'autoritratto di Cézanne, proprio perché lui si sente solo, ha bisogno di essere isolato come quella montagna, che guarda dall'alto la possibilità dell'arte di evolversi e di produrre qualcosa di significativo e che introduce quella pittura di sintesi che poi verrà raccolta con grandi dubbi suoi. Guardate che gli artisti si spaventano a un certo punto quando raggiungono obiettivi di cui loro stessi erano impensati e si trovano di fronte al fatto, ci sono lettere che testimoniano questa un'infinità, nel momento in cui noi andiamo a leggere quelle lettere che appartengono al Novecento, a tempi molto vicino a noi, dove mettono in dubbio tutta la loro ricerca, una vita di ricerche, e capiscono che sono di fronte a qualcosa che li proietta in una dimensione completamente nuova, sempre nell'arte, di entusiasmo pieno, oppure mettono in discussione tutto quello che hanno fatto e si sentono dei grandi falliti. Anche Monet fa così, molti di loro. Quindi questo processo di sintesi con Cézanne, per arrivare poi, guardate, gli anni sono sempre all'inizio del Novecento, guardate questo ritratto, forse qualcuno che conosce l'arte sa di chi sta parlando, ma lo vediamo magari alla fine, sono tutti dipinti che appartengono allo stesso artista in momenti diversi, ma non abbiamo dubbi che chi produce questi dipinti in un contesto che è il Novecento, non si richiede più la pittura accademica, è molto più, questo è un grande suo maestro ideale, si parla un linguaggio nuovo, come per esempio questo disegno dove il volto è il non finito, non è perché non gli interessa più di finire. Questo succedeva a Leonardo. I disegni non finiti di Leonardo lo sappiamo che li interrompe perché Leonardo è uno scienziato, un ricercatore, quando raggiunge l'obiettivo non ha più interesse a completare quel dipinto, ma si capisce che è non finito perché non gli interessa più. Un Raffaello, o come in questo caso questo disegno, subito capiremo di chi stiamo parlando, è un non finito perché si capisce che l'arte astratta e informale maggiormente, ma l'arte non finita diventa dialogo. Ed è importante, mentre con l'Ottocento il quadro è sempre monologo, venite, guardatemi, ascoltatemi, io mi racconto, con l'arte di non finito in questa idea e l'arte concettuale, l'arte astratta e informale diventa dialogo. Noi stessi completiamo con conoscenza di linguaggio e di grammatica quell'opera, quindi è molto più rispettosa rispetto a un'arte un po' più primitiva. Altri disegni di sintesi essenziali, qui si mette in luce il sentimento, l'emozione di quel volto, più che la descrizione di ogni dettaglio, anche in questo caso, e poi quando qualcuno sa dipingere in questo modo ci compare questo ritratto che sembra travolto da un camion all'uscita senza guardare dove si attraversano la strada. Sto esagerando, però abbiamo capito che parliamo di Picasso. E che cosa succede quando raggiungiamo questi livelli altissimi di ritrattistica? Perché Picasso rischia la fame, fa la fame a Parigi quando poteva vivere dignitosamente con quei dipinti e decide di fare il suo percorso. E poi quando mi chiedono, ma ti piace Picasso? Quale Picasso tanto è geniale? È geniale che coglie le lezioni di Cézanne, le porterà alla massima loro possibilità ed è un genio in tutte le forme artistiche che lui si esprime perché tutto gli riesce. Il genio è anche colui, no? In breve che gli riesce facilmente dove altri nemmeno iniziano. E allora quale Picasso può piacermi? Quello del periodo blu, legato al figurativo, periodo rosa altrettanto, il periodo della pittura, del simbolismo, del surrealismo di Picasso, è grande ovunque Picasso, del cubismo o della sua personale pittura picassiana, definiamola così. Però qui riprendono concetti, se noi guardiamo meglio la figura del ritratto, che sono già comparsi con Cézanne e quello che dicevamo prima. Le indicazioni sono già colte. E allora con le Demoiselles de l'Avignon, che spacca veramente, divide la storia dell'arte antica con quella che verrà, quella moderna, e questo è un manifesto che è stato nello studio di Picasso ragionato, pensato per anni. E che cosa succede in sintesi? Che lui vuole raccontare come l'arte ha necessità di portare quello che Cézanne aveva indicato, e sul tema del nudo, che era abbastanza ricorrente, non lo dipinge in modo accademico, ma dobbiamo immaginarlo come, a pretesto,
l'idea di rappresentare quel bordello dentro quella tenda, le Demoiselles d'Avignon, però lui le immagina come fossero rispecchiate in uno specchio, quello specchio viene frantumato, si raccolgono i cocci di quello specchio e si ricompone la realtà. Questo è il concetto di Picasso, dalle indicazioni di Cézanne, che è stato capace di entrare nelle strutture portanti di ogni elemento. Lui dice, a vantaggio di una idea nuova, di una bellezza nuova, cogliamo la realtà, la smontiamo completamente perché ce l'abbiamo davanti agli occhi ogni giorno e creiamo, sempre con quello che appartiene al reale, possibilità nuove che andranno sempre di più nel sentimento. L'arte in questo caso incomincia sempre di più a farsi sentire e a farsi vedere un po' meno. Guardate l'idea dello specchio in frantumi è ricomposto in quel concetto di novità che però anche qui guardano all'antico, guarda alle antiche sculture, maschere africane, ancora oggi piene di spiritualità, piene di arte, di energia, anche se distanti da noi, però capisce, intuisce che in quelle forme c'è la possibilità di una bellezza nuova, c'è la possibilità di un racconto nuovo. L'omaggio a Cézanne in quella natura morta, picassiana, ma che lui onestamente dice non è tutto merito mio, c'è qualcuno che mi ha anticipato, quindi c'è anche onestà nel dialogo fra artisti. Con Braque si arriverà al cubismo e l'ho portata questa immagine perché raggiungiamo l'illusione della realtà quando diamo profondità ai quadri, per esempio nei paesaggi o negli ambienti. Poi arrivano questi due e stanno dicendo guardate che state dipingendo menzogne, perché nel concetto di verità, se tu fai quella casetta laggiù in fondo piccola e questa davanti grande, è un'illusione della realtà. Quella casa là è grande quanto questa davanti e quindi scompaiono le profondità, tutto viene portato sullo stesso piano. Cézanne ci gira attorno, si rappresenta a pieno e si va in contrasto con gli scultori che si vantavano, voi pittori, è facile per voi, dipingete una superficie piatta e la vostra fatica si riduce lì. Provate a pensare a noi che dobbiamo scolpire sotto, sopra, di fianco, ai lati. Rispondono loro dipingendo da più punti di vista su una superficie che sembra facile, perché poi è bello pensare che le cose facili si realizzano nel momento, la difficoltà sta proprio lì, nel renderle facili, e quindi girandoci attorno sono costretti a dare composizioni comunque armoniose e con un senso. Qui riconosciamo velocemente alcuni dettagli, la bottiglia di birra, a cui è ispirato, ma i titoli sono soltanto un pretesto, alcuni elementi che riguardano quel luogo, uno di tanti caffè bar, dove si ascoltava musica e si chiacchierava d'arte, una indicazione di una chitarra, poi le carte da gioco, una pagina di giornale, e quindi l'importante è che tra segni, sintesi e non c'è colore perché avrebbe disturbato il concetto di vedere quegli elementi da più punti di vista, si dipinge in monocromia. Guardate soltanto sui ritratti, i ritratti come la natura morta. Picasso, se decide di fare il ritratto di Dora Maar, decide di rappresentarla in uno studio di composizione da più punti di vista, quindi il naso di profilo, il naso frontale, l'occhio uguale, la bocca uguale, gira attorno sullo stesso foglio, sullo stesso dipinto, e poi il risultato è questo, pur mantenendo però la riconoscibilità. Guardate la foto e soprattutto l'importanza dei colori. Perché sceglie un volto giallo che non esiste in contrasto col suo colore comprimario che è il viola? Proprio perché il giallo è un colore dinamico, vivace, lei è una figura, la vediamo nella posa, è presente, è viva, è dinamica, quella persona la conosce bene, e poi anche misteriosa, per quello uso il viola, che è il colore del mistero, nel suo abito. Racconta con un processo di sintesi, non servono più pitture di mesi e mesi per raccontare Dora Maar, che conosco benissimo, attraverso segni che portano alla luce quello che è il suo pensiero, e il suo pensiero non si può vedere, si può vedere la sua immagine, ma il suo pensiero, se lo vogliamo raccontare, lo raccontiamo meglio attraverso forme e colori. Guardate questo con carattere deciso e guardate lo stesso ritratto di Picasso, di Maria Thérèse, altra compagna di Picasso, molto più dolce, molto più timida, se vogliamo, ha un carattere completamente diverso. E allora sempre rappresentata da più punti di vista, perché questo è il vero di lei, però nell'utilizzo di colori, guardate come l'azzurrino sul volto, forse si fa fatica a vederlo, ma un azzurro chiaro, il colore dell'altra dimensione, l'azzurro è il colore del pensiero, e anche
ha grandi contrasti come prima di viola e di giallo che facevano esplodere molto più dinamismo nell'insieme. Di nuovo l'azzurro più intenso, sempre per sottolineare il fatto che questa persona la possiamo conoscere, riconoscere, un po' sognatrice rispetto a Dora Maar. E adesso ascoltiamo di nuovo Alessandro per una... Vi presento un altro pezzo di Louis Couperin, ma molto molto diverso da quelli che avete sentito prima. Mi sono ispirato per la scelta di questo brano a questo concetto di tempo che è stato espresso da molti dei quadri che abbiamo visto, specialmente dalle nature morte di Cézanne e dalla Montagne Sainte-Victoire. Il brano è una passacaglia è appunto passacaglie, cioè andare per la strada, è un brano processionale, è una camminata, un po' come quella in cui ci alterniamo con musica e pittura, e infatti in una passacaglia francese del 600 noi troviamo un'alternanza tra rondeau, il refrain, e ho detto anche grand couplet e le piccole couplet, che sono appunto degli elementi variabili, per cui cominciamo con un ritornello, usciamo da questa nostra tana tra virgolette per poi ritornarci in alternanza. Ecco, questo mi ha fatto proprio riflettere sul concetto del tempo in musica e in pittura, perché chiaramente questo ritorno a un concetto primario che si sviluppa nel corso del tempo è qualcosa di difficilmente reso in pittura, ma la Montagne Sainte-Victoire è assolutamente un esempio. Cézanne torna a dipingere lo stesso soggetto, ma in atmosfere differenti, con uno spirito differente. Ecco, questo è quello che vorrei a cui si prestasse attenzione in questa passacaglia. Ogni volta che noi ritorniamo a sentire il refrain, a seconda di quello che noi abbiamo sentito prima, il refrain cambia. Io non modificherò le note se non per certi abbellimenti, per certe foglioline, come abbiamo detto prima, per certi sprazzi di verde sopra la struttura portante che è grigia, ma è in base a quello che abbiamo sentito prima che il nostro spirito modificato ci fa sentire appunto qualcosa di diverso, per arrivare appunto alla ripresa finale, che si sentirà essere il finale, non la prima volta che l'abbiamo sentita.
Quando parliamo di concetti di pittura che si allontana dalla lettura, dalla visione, dagli occhi e si fa più sentire, non possiamo non parlare del manifesto in questo senso, che il mondo di Munch lo conosciamo, però va sempre portato, va sempre tenuto presente, come nell'espressionismo tedesco. Munch, che vive di sofferenze, di tormenti personali, rappresenta tutta la disperazione umana che coinvolge, che arriva anche a noi attraverso questo quadro. Però è significativo come noi lo dobbiamo pensare, molto più bello ai nostri occhi, se vogliamo, per qualcuno, vedere un dipinto dell'800, del 600, del 700, quando un uomo avvicina le mani alla bocca e sta urlando. È dipinto alla perfezione, ci inginocchiamo davanti a tanta bravura, ma noi stiamo vedendo un uomo che sta urlando, non sentiamo l'urlo. Allora Munch che cosa fa? Toglie tutto quello che potrebbe disturbare, perché è rappresentato troppo fedelmente all'uomo che sta urlando, e ci fa sentire il suono. Un suono che diventa interminabile attraverso quelle onde, quell'eco, in quel tramonto così potente, con quel rosso in contrasto con il blu, quindi colori che si contrastano, che fanno vibrare quella tela, e nella minima riconoscibilità di un uomo che non rappresenta nessuno, non si dà riconoscibilità a nessuno, perché altrimenti sarebbe quell'uomo, non gli uomini, anche noi, che stiamo urlando dentro la nostra disperazione. E quindi quell'eco, quel appena accennato richiamo alla figura dell'uomo, in un eco continuo, in un urlo che ci accompagna anche fuori da quel museo. Ed è necessario proprio andare in sintesi con conoscenza per fare esprimere, per far emergere quel suono, altrimenti staremo parlando di un'altra rappresentazione, magari sublime, magari ci piace di più, ma che non suona, che non si fa sentire. E a proposito di suoni e di sentire, Kandinsky per forza ci deve essere. Qui siamo agli inizi, quando lui è alla ricerca di uno spirituale nell'arte, e nel suo modo di proporsi è molto anche, come è normale che sia, legato alla sua terra, alla sua lontana Russia, e quindi qui la ricorda con quei cavalieri. Ma nella struttura compositiva noi, socchiudendo gli occhi, riusciamo a individuare una montagna sul fondo, un albero, un altro albero, e cavalieri in primo piano. Tutta questa composizione proprio per far vibrare, soprattutto per indicarci che si sta, con la sua ricerca, andando al galoppo verso possibilità nuove, che l'arte ci permette. Tutto questo viene rappresentato proprio perché siamo in sintesi, dentro la natura, viviamo in questi luoghi, viviamo e respiriamo quell'aria, ma siamo alla ricerca, come dei cavalieri che vanno alla conquista di spazi nuovi. I tre colori primari non sono un caso, il blu, il giallo e il rosso magenta, tanto per dire che nella sintesi io non devo andare a dipingere ogni dettaglio, lo sto già dipingendo nel concetto utilizzando i tre colori primari, cosa che poi verrà ripresa anche da Mondrian, e magari andiamo un attimino a analizzare un po' più a fondo. Questo dipinto, che fa sicuramente riferimento ancora precedente, dove il Cavaliere Azzurro, che incomincia quella cavalcata con questo dipinto, inizia un manifesto, c'è un movimento attorno a Kandinsky alla ricerca di quelle nuove possibilità. E Kandinsky, con questo quadro, Impressione terza, il concerto, lui spesso indicherà i suoi quadri astratti con mai riferimenti che indicano qualcosa di riconoscibile. Composizione numero 3, composizione che si utilizza anche quando si tratta di brani musicali. Lui stesso dirà, amante di musica classica, di Wagner soprattutto, e socchiudendo gli occhi quando partecipa a un concerto, gli capita qualcosa di straordinario. Lui stesso ce lo racconta, ce lo descrive, come socchiudendo gli occhi ascolta quella musica che lo invade, lo riempie in tutte le sue emozioni, e attraverso quei suoni riesce a individuare dei colori. Cosa che era già accaduta con Van Gogh. Il colore è stato sempre studiato dagli impressionisti, perché altrimenti non avrebbero potuto rappresentare la luce, tant'è vero che, finita l'esperienza dell'impressionismo, subito dopo c'è il puntinismo. Parallelo in Italia c'è il divisionismo, filamenti di colori o puntini di colori, il puntinismo sono francesi puntini, il
pixel di allora, che accostati come colori puri, non più mescolati come facevano gli impressionisti per trovare tonalità che dovevano servire nella rappresentazione della luce, si mescolavano i colori in tavolozza come si è sempre fatto. Col puntilismo si è capito che invece, dando importanza alla potenza del colore, accostamenti di piccoli colori a distanza, colori puri, a distanza il nostro occhio li fonde e li percepiamo con maggior luminosità. Sono studi scientifici. Possiamo pensare a come artisti che sono impiegati della pittura, ma proprio alla ricerca di soluzioni che meravigliano, che sorprendono nella possibilità che il colore poi esprime. E questo concetto era stato raccolto anche da Van Gogh, che aveva tentato un po' di studi del puntilismo, poi figuriamoci se Van Gogh sta in classe a studiare il puntilismo, il divisionismo. Qualche traccia lo troviamo nei suoi autoritratti, nei suoi girasoli, ma in una lettera al fratello Teo è importante a questo proposito quando lui dice: voglio fare un autoritratto, ma sai, non sarà il mio ritratto, voglio fare un vaso di girasoli che mi rappresenta, perché lo dipingerò con l'alta nota del giallo. Significa che Van Gogh incomincia a consegnare al colore un'importanza fondamentale. Tutto questo verrà ripreso, Kandinsky chiude gli occhi, ascolta musica e associa colori a musica. Comporrà dei dipinti che non sono altro degli spartiti colorati, permettetemi il termine, che fanno fondere emozioni dettate dalla musica e dalla pittura, dagli occhi, dal vedere. In molte battute simpatiche ne trovo una abbastanza carina, quando poi andavano o incontravano di giorno il maestro, come sempre lo salutavano e lui rispondeva spesso così: buongiorno maestro, come va? Ma oggi mi sento grigio, un po' noioso, stanco, sono un po' così, perplesso. Oggi mi sento vivace come una nota di giallo, oggi mi sento giallo, oggi mi sento verde, significa che stava riflettendo. Proviamo nel linguaggio a individuare il colore nel loro significato. Da sempre, bianco purezza, il nero, lo scuro è l'ignoranza, la non conoscenza. Caravaggio illumina dove non c'è conoscenza, dove c'è buio, c'è il male nel buio, l'ignoranza rappresenta il male nell'arte sacra. E non è la fine di tutto, il mistero, quando la Chiesa si veste a lutto, si veste di viola, che è il colore del mistero, perché la risurrezione è mistero, non si veste di nero ed è tutto finito. Il rosso è un colore vivace che usiamo anche nella quotidianità, provate a pensare, è un colore talmente vivace, prepotente, e si fa notare, spinge sugli altri per farsi vedere. I nostri segnali di pericolo sono bordati di rosso perché noi facilmente li possiamo individuare prima di altri. Puoi mettere un senso unico dipinto di blu, vai tranquillo, c'è solo quella direzione, oppure usa concentrazione perché nell'autostrada il cartello è dipinto di verde. Quindi vedete come abbiamo capito che il colore in sé, se utilizzato soltanto come colore, a noi dà qualche sensazione, indica, suggerisce qualcosa. Figuriamoci se non deve farlo nella pittura. In questo quadro che meglio rappresenta quella fusione di concerto, di note, di colori che Kandinsky incomincia, si spaventa a scoprire e a dipingere. C'è solo una piccola indicazione che molti lo guardano con un pianoforte, qualcuno che suona e questi colori che incominciano a prendere ritmo, ecco che cominciamo a parlare della pittura di ritmo, di cadenza, un concetto ripreso nel Rinascimento. Quando parliamo di linee, perché le linee verticali, anche qua ne abbiamo esempio, nelle chiese, nelle pale d'altare, quelle colonne, quegli edifici, quelle composizioni che spingono verso l'alto con linee immaginarie, proprio perché necessita quella pala di spiritualità. La linea verticale in alto suggerisce, rafforza il senso di spiritualità. In orizzontale la stessa linea amplia gli spazi. Abbiamo vedute in paesaggio di composizione di linee orizzontali. Le linee spezzettate invece danno drammaticità, danno ritmo. Nelle battaglie troviamo soldati che stanno posizionati su linee immaginarie spezzettate. Capite che se io voglio andare maggiormente a rafforzare il concetto di spiritualità, tolgo santi, colonne e mi affido a linee.
tutto volge verso l'alto, vado in sintesi perché non devo rappresentare nulla, devo far sentire le cose attraverso forme, colori e anche gesto. Altro artista fondamentale in queste ricerche, Mondrian, che ci presenta uno dei tanti ritratti, e lo porto soltanto per dirvi quanto è capace di dipingere Mondrian, di una bellezza straordinaria. In quegli occhi ascoltiamo tutto il sentimento e lo stato d'animo di quella dolcissima bambina. Però Mondrian fa ricerche, omaggia Cézanne, di nuovo, nella natura morta, che non è copiare la natura morta di Cézanne, ma riprendere quei concetti per svilupparli poi in modo molto più personale, proseguendo quella ricerca, che è una ricerca di sintesi. Quindi natura morta con vaso di spezie, perché il titolo ce lo indica, e riconosciamo un vaso, spezie, un tavolo, ma è ancora troppo descrittivo, è ancora troppo, disturba ancora troppo per arrivare all'essenza. Sappiamo qual è quella di Mondrian, no? I famosi dipinti di quadrati. E la ricerca continua, e andiamo a togliere ancora, guardate come rimane ancora il richiamo di quel vaso al centro, gli altri elementi stanno andando in disfacimento, ma con delle linee ben marcate, le linee sono importanti, il segno è importante come essenza, è un po' un ritorno al primitivo, al disegno, però il colore non deve confondere, non deve disturbare, colori molto tenui, addirittura quei colori a un certo punto spariranno. Quando nella ricerca si ricomincia, si rimette tutto in discussione. Mondrian dipinge un po' in maniera impressionista, catturare la luce, per esempio, col pretesto di quel fiume, di quegli alberi in primo piano. Però non è questa la ricerca, se non l'inizio di una ricerca molto personale, guardando gli alberi. Gli interessa questa forma, non parleremo più di albero ma di forma, ritrova il colore, colori che non esistono nella realtà ma che vengono esasperati. Un albero rosso così non esiste, a meno che qualcuno non vada a verniciarlo, però interessa lo studio del colore in contrasto con un cielo che è innaturale, prepotente, con un giallo, di nuovo i colori primari, come a ricordare come si possa dipingere quell'albero con il nostro pensiero, che lo guardiamo e quindi diventiamo dialogo con quel quadro. Però l'albero è ancora troppo presente, rimaniamo ancorati al figurativo, e non è questa la mia ricerca, è già stata fatta, non raggiungo nulla di nuovo continuando a rappresentarlo. Quindi togliamo il colore, rimaniamo all'essenza, la riconoscibilità dell'albero c'è ancora anche se il colore non c'è più, però la struttura dominante, quella che Cézanne ci aveva indicato nella ricerca di profondità, c'è ancora. Devo scavare, devo togliere, devo cercare, e arriveremo a una sintesi dove l'albero è veramente sparito. Soltanto con la proiezione di queste diapositive riusciamo a legarlo e a rivederlo quell'albero, ma se ci appare questo dipinto per la prima volta senza il racconto e lo sviluppo di quell'albero, facciamo fatica a incontrarlo. Però ci appare qualcosa di nuovo, di leggero, qualcosa di essenziale, e possiamo provare a sentire qualcosa di straordinario, se non di bello. Devo fare anche qui però una sottolineatura. Io posso spiegarvi quello che so, quello che ho studiato, quello che non lo certifico io. Ci sono gli storici dell'arte, ci sono volumi, ci sono 40 anni di studio che raccontano quello che vi sto dicendo, però non è sufficiente per gioire di una bellezza nuova. Bisogna avere quel minimo di ingrediente che tutti voi avete qui, perché altrimenti non sareste qui stasera ad ascoltare qualcuno che parla di pittura, di arte, se non per la bravura del maestro, ci mancherebbe. Ma non sareste qui se quella sensibilità non vi appartiene. Ci vuole sensibilità, oltre che a conoscenza, le due cose devono esserci entrambe per gioire di una bellezza nuova, per non spaventarci davanti a dipinti che facciamo fatica a comprendere il senso. Quindi sintesi con Mondrian, per arrivare poi alla sua definizione che tutto quello che ci circonda è naturale, e anche dove interviene l'uomo, lui anticipa i tempi. Provate a pensare a quelle forme geometriche portate nella quotidianità in un contesto che è stato il nostro negli anni 60, condomini che sono cubi, cucine componibili, tutto forme geometriche, tutto essenziale, per praticità, per modernità, quello che volete, però abbiamo imparato a conoscere un qualcosa che possiamo anche definirlo bello a un certo punto,
mentre prima ci sembrava illogico, insensato e qualche volta ci ha anche spaventato. E che cosa possiamo dire se non che è il quadro più completo che esista al mondo? In un concetto di sintesi c'è il recupero del disegno con quel segno nero. Lui dice che tutto quello che ci circonda viene racchiuso in segni di linee orizzontali e verticali. L'incrocio di queste linee creano forme che le riscontriamo nella natura. Grandi, piccole, si incrociano, si intrecciano. Quindi in sintesi rappresenta qualunque cosa, la rappresenta col recupero del disegno che è quel segno nero, la rappresenta con tutti i colori che la natura ci permette di vedere perché il bianco è il raggio luminoso e dentro scientificamente il raggio luminoso troviamo tutti i colori che servono per poter poi vedere colorato il nostro mondo e tutti i colori che utilizza il pittore quando fa un'opera d'arte di pittura, in questo caso i 3 colori primari, dosati, equilibrati su quella tela perché la composizione va sempre tenuta in grande considerazione di armonia e i 3 colori primari sappiamo che mescolati a percentuali diverse permettono di ottenere tutti i colori che conosciamo e tutti quelli che ancora dovranno in qualche modo venirci incontro, nascere e proporsi. In sintesi sono concetti di essenza, di sintesi. Qualcuno dirà, e forse anche dopo con immagini ancora più essenziali, e allora? No, allora se ragioniamo così non abbiamo quella sensibilità. L'arte non necessariamente è soltanto bella, anzi, non è necessariamente piacevole, anzi, l'arte è provocazione, è terribilmente difficile e forte. Qualche volta quando vediamo scene provate a pensare a Giuditta Oloferne, noi la guardiamo con distanza, ma chi ha visto la morte in faccia ogni giorno davanti a quell'immagine, difficile che dicesse che bel quadretto come vedere un laghetto di montagna o Venezia al tramonto. L'arte non ha questo bisogno, non nasce per questo bisogno di soddisfare l'occhio e spesso anche personale, perché quando sento dire ma se non mi piace non è arte, non si riduce mai a un gusto solo personale per definire. Rispettiamo il fatto che non ti piace quel dipinto, ma però l'importanza che ha, se non altro anche una provocazione, ha fatto sì che abbiamo potuto riflettere su concetti che ci appartengono e su cose che potrebbero anche avvenire. Abbiamo costruito un mondo con forme geometriche così, quando Mondrian non era così ben compreso. E comunque Mondrian non è frutto di casualità, ha studiato anche lui al passato, è andato a cogliere, per esempio da Piero della Francesca, guardate gli anni, quello che gli interessava. Nell'antichità lui ha cercato di capire la struttura di questo paesaggio con 1000 difficoltà prospettiche, ma nell'insieme, guardate se la struttura non fa vibrare forme geometriche nello spazio che abbiamo per poter dipingere o rappresentare. Quindi c'è uno studio anche guardando al passato, sempre così, guardando le radici. Poi decide di dare più leggerezza. C'è un altro confine da conquistare, non è soltanto quello terreno, dello spazio, di qualcosa che si invece galleggia, di qualcosa che si muove in totale armonia e leggerezza. E allora se l'indicazione di prima in quelle forme geometriche c'era staticità, c'era costruzione, c'era comunque geometria, in questa percezione non dobbiamo riconoscere nulla. È sbagliato quando noi in forma astratta, informale, indichiamo un cavallo, una casa. Non è nell'intenzione dell'artista. È un caso che possa qualcuno dare riconoscibilità a qualcosa. Nell'intenzione dell'artista è in questo caso far sentire una leggerezza, non più farla vedere, è far sentire percezioni di elementi che galleggiano in una superficie. Per arrivare poi a ritmi, dando il titolo di Boogie Boogie, proprio come anche melodia, come brano. E per chi conosce lo spartito come un alfabeto Morse, tra il giallo, la nota dinamica, i rossi, note squillanti, il blu, note molto più dilatate, ma qui entro in un campo che non è il mio, il maestro ci aiuterà. Però ecco, questo ritmo, facendo un percorso da sinistra a destra, come siamo spesso abituati a leggere i dipinti, come si fa con un libro, ecco che il linguaggio, la grammatica anche nei dipinti si recupera, riusciamo a dare dei ritmi, dei tempi molto vicini
alla melodia che dicevamo. Adesso credo che sia arrivato il tempo di ascoltare questa melodia di Alessandro. Ogni volta che vedo una lezione del genere, una conferenza del genere, ogni volta che vado a un museo, io rimango veramente stupefatto di come in realtà musica e pittura, come anche letteratura, potremmo dire, ma in questo caso veramente è lampante come siano collegate. Infatti volevo, al di là un attimino dell'introduzione, invitare a una riflessione. I quadri che abbiamo visto rappresentavano veramente in maniera estremamente pregnante, cioè proprio veicolavano questa idea del concerto, questa idea dello spartito, questa idea delle note, della musica veramente resa colore, della musica veramente resa immagine. E all'epoca appunto di Kandinsky o di Mondrian c'erano dei musicisti che proprio al contrario hanno tradotto veramente il colore in musica, cioè cercavano di fondere praticamente luci e colori all'interno della loro composizione, grazie al loro strumento. E mi rammarico sempre un po' del fatto che nella conoscenza comune comunque questi autori siano estremamente noti quanto i musicisti no, perché invito ovviamente senza tacere nessuno di ignoranza a riflettere quanto un Kandinsky è conosciuto e quanto uno Scriabin per esempio non lo sia. Per cui lo so che è musica molto difficile, ma invito veramente a esplorare tantissimo il mondo legato alla contemporaneità di questi autori di cui abbiamo visto le opere. Questo perché ovviamente io col clavicembalo non posso portarvi Scriabin, non posso portarvi Prokofiev, ma posso portarvi qualcosa di un personaggio importantissimo della storia della musica che ha fatto qualcosa di analogo secondo me a Mondrian, ossia una riduzione ai principi naturali, così come ha detto, e questo personaggio è Jean-Philippe Rameau, un altro francese, ma questa volta del Settecento, siamo ben più di 50 anni dopo Louis Couperin, e la musica è cambiata moltissimo e spero che lo noterete. La musica si semplifica, Louis Couperin è sicuramente molto melodico, ma invito chiunque a cantare e a ricordarsi la melodia di uno dei brani che ho suonato prima. Magari si riesce, però ora sentirete Rameau, la forza della semplificazione e della razionalizzazione delle leggi dell'armonia, ossia l'arte di combinare i suoni tra di loro. Esattamente come ha fatto Mondrian, tutto questa grandissima varietà di colori, di forme, che in musica può essere rappresentata dall'utilizzo di molti modi, non entro nei dettagli tecnici, scusatemi, però insomma abbellimenti e decorazioni vengono ridotte all'osso, vengono ridotte a due sole tonalità, maggiore e minore, finalmente teorizzate, tonalità che permettono di esprimere anche stati d'animo, come lo sentiremo nel primo brano, I teneri lamenti, un brano sentimentale a tutti gli effetti, rappresentativo dell'anima. Il secondo brano invece sarà Les Sauvages, un brano descrittivo, un brano visionario che rappresenta appunto questi selvaggi, questi indiani d'America, della Louisiana, che Rameau ha potuto vedere esibirsi in delle danze, e lui li ricrea queste danze, con questo ritmo quasi un po' marziale, un po'
potremmo dire appunto un po' rude, un po' appunto selvaggio ai suoi occhi, al clavicembalo, brano che diventerà famosissimo, e capirete perché vi ho lanciato questa provocazione di ricordarvi i motivi di Louis Couperin rispetto a quelli di Rameau. Quelli di Rameau sicuramente spero che uscirete con il ritornello in testa, perché sono talmente pregnanti che difficilmente non ce li si ricorda. Bene, vi auguro buon ascolto, scusate per la divagazione.
ci avviamo verso la conclusione e nella pittura siamo arrivati al punto in cui quali sono le nuove conquiste? Il dinamismo. Abbiamo conquistato spazi, abbiamo conquistato ritmi, strutture, essenze e si cerca appunto dinamismo nella pittura, dinamismo nell'arte. Boccioni è uno dei tanti che partecipa a questo studio, poi farà parte del futurismo, ne parleremo, e c'è questa ricerca, questa nuova dimensione. Allora nell'esempio dell'elasticità, già il titolo dà quelle indicazioni, no? Di qualcosa che deve muoversi, deve raggiungere i virtuosismi per rendere vibrante quella tela. Se voi socchiudete gli occhi riuscite a vedere ancora più nitida l'immagine di un fantino a cavallo, quindi un pretesto abbastanza ricorrente, semplice se vogliamo. Ma torniamo a recuperare per esempio il concetto di Munch, dove non è importante la rappresentazione di un uomo a cavallo, si è già visto e abbiamo immaginato che quell'uomo, quel fantino, stesse galoppando col suo cavallo. L'abbiamo immaginato, mentre qui invece ci scappa davanti agli occhi. C'è quel dinamismo che fa proprio muovere in velocità quella figura e quel fantino. È abbastanza singolare poi pensare come il destino di Boccioni, morirà a cavallo, cade da cavallo, legato alla staffa, meno di 40 anni, e lì purtroppo termina la sua ricerca che chissà cosa avrebbe prodotto. Poi tra l'altro con Boccioni ce l'abbiamo tutti nei 20 centesimi, c'è quella scultura che non realizzerà mai lui in bronzo, la realizzerà sempre in gesso. E quella scultura di dinamismo e di movimento non rappresenta un uomo che sta camminando anche in maniera veloce, ma rappresenta il movimento che un uomo crea, produce quando si attinge a muoversi in velocità. Poi la scoperta della città in verticale, la modernità in quegli angoli di pittura, e anche qui c'è l'esperienza del puntinismo, meglio del divisionismo, a cui lui aveva fatto una ricerca per un certo periodo legandosi al divisionismo, con questi colori che dal vero rendono la loro potenza e prepotenza. La diapositiva ci dobbiamo accontentare. Però nella ricerca di questo dinamismo nasce in quel contesto il futurismo, che è un movimento, possiamo definirlo proprio inteso proprio come movimento pieno, nel senso che non appartengono, come spesso succedeva in altri movimenti, soltanto gli artisti, pittori, scultori, ma un movimento molto più ampio di intellettuali, riguarda la letteratura, la pittura, la scultura, insomma un movimento che esprime concetti, e in questi concetti c'è sempre la necessità di una modernità, di un tentativo comunque di far esaltare la macchina, il rumore della macchina, la velocità. Sono momenti in cui si bisogna conquistare gli spazi, e attraverso diversi artisti che aderiscono a questo movimento di Marinetti e altri, e soprattutto il nostro Crali, mi piace portare spesso Crali, che è stato forse dei futuristi colui che non ha mai rinnegato se stesso, forse è legato più alla ricerca espressiva, talentuosa ed arte che a altre ricerche che appartengono magari a concetti del futurismo. E infatti tutta la sua vita arriverà a realizzare, li vedremo, i dipinti dedicati alle frecce tricolori, alla maggior velocità che in quel momento poteva accadere davanti ai nostri occhi e che bisognava in qualche modo catturare. Questo bellissimo dipinto lo trovate a casa Cavazzini e dobbiamo essere orgogliosi di averlo, perché è stato anni fa, una quindicina d'anni fa, una grande mostra sul futurismo a New York. Arrivano i quadri, tra cui anche questo di Tullio Crali, e si decide che questo è il più significativo per rappresentare il futurismo nel catalogo di quella mostra a New York. È straordinario, e vediamo come dall'alto quel paracadutista proiettarsi verso il basso, ci sono nuvole che si muovono sotto la nostra immagine, tutto tecnicamente ci permette di vedere quella velocità, quel paracadutista che raggiunge quei luoghi che sono concentrati anche qui di nuovo con delle linee che dobbiamo saper riconoscere e leggere, quelle linee diagonali che ci fanno precipitare in quel punto e sentire la velocità di quella caduta. A tal punto che Crali, quando inaugura la mostra, espone questo
quadro, prima questo quadro è incuneandosi nell'abitato, lo nota un pilota e c'è questa descrizione abbastanza simpatica quando il pilota dice è la prima volta che provo il senso di vertigine. Lo dice lui, lo dice attraverso un'immagine, però è potente, che ha avuto la fortuna di vederlo proprio a Gorizia poco tempo fa esposto, ha percepito queste sensazioni. Dobbiamo trovarci proprio di fronte al quadro per capire come l'intenzione è proprio quella di far sentire quella velocità, si va tutti in picchiata e riuscire a ottenere questo attraverso segni, linee, colori, pochi tra l'altro, proprio per rafforzare il senso di caduta, penso che sia frutto di straordinaria abilità e conoscenza. E poi soprattutto è stato mirato Crali perché grazie ai suoi dipinti notevoli ci ha permesso, in tempi in cui era difficile per molti volare, ma ci ha permesso di vedere un punto di vista che apparteneva allora soltanto agli angeli, quindi quei paesaggi visti dall'alto e che grazie a Crali ci ha permesso di gioire di quella bellezza. Crali che poi continua la sua ricerca nella velocità e rappresenta in questo caso la forza della curva, dove possiamo appena intuire una macchina che ad alta velocità, si intuiscono le ruote, appena terminata quella curva che ci viene incontro e qui in un'immagine che è un quadro fa sentire quella vibrazione, quella velocità e quella potenza. Potenza che anche qui si rifà a uno studio specifico di un linguaggio di forme, di segni, di colori, di echi, di rumori che si sentono all'infinito e soprattutto nella ricerca poi anche aggiungiamo di quel colore, di nuovo il rosso che rappresenta sicuramente un colore di potenza. Ecco l'omaggio alle frecce tricolori, ne farà alcuni e qui la straordinaria bellezza è quello di sentire proprio la possibilità, è come se noi fossimo seduti accanto al pilota. Non aveva senso per Crali rappresentare fotograficamente le frecce che passano davanti a noi, abbiamo i cellulari, abbiamo le macchine fotografiche, possiamo farlo in qualsiasi momento, però la possibilità senza stare a fianco del pilota di sentire addosso quelle evoluzioni, ecco che con grande le vediamo, le sentiamo, ci si ubriaca davanti a quell'immagine e si vive di quella sensazione straordinaria di una modernità sconvolgente. Vi porto questo, tornando, e siamo quasi in conclusione, a riagganciarmi a tutto quello che è stata la storia dell'arte. Come dicevo, dobbiamo recuperare anche le radici del passato per capire dove siamo e dove andiamo. Questo è un quadro di Magritte, gli anni sono quelli del 1929, lui fa parte di quel periodo di surrealismo. Surrealismo è quella corrente che ci permette di vedere di nuovo una verità che spesso noi rinneghiamo, la accantoniamo perché è vera, ci capita. I surrealisti dicono il movimento appartiene e vive di sogni e di incubi e noi dobbiamo rappresentarli. Tutte le cose che noi le rifiutiamo, le allontaniamo, ci appaiono negli incubi, nei sogni, ma se ci appaiono esistono e noi, che piaccia o non piaccia, li dobbiamo rappresentare. Ecco, quello è il movimento, ma nel concetto ha suscitato scalpore quando Magritte presenta questo dipinto e scrive: questa non è una pipa. Ma come non è una pipa? E si vede, è perfetta? No, è un quadro. E ha ragione. Capite in questi sottili passaggi come viene rappresentata al meglio il concetto di verità. E allora se accettiamo anche con un sorriso, ah, è vero, non è una pipa, è un quadro. Se accettiamo questo e non ci spaventa perché abbiamo riconosciuto la pipa, noi dobbiamo accettare questo concetto, e per fortuna che lo accettiamo, anche quando ci appare questo. Una banana con lo scotch. Allora, qui possiamo sempre discutere all'infinito e ci mancherebbe, tant'è vero che Cattelan fa, come sempre, una provocazione, ma mai fine a se stessa. Lui prende un oggetto, lo trasferisce dalla sua quotidianità, una banana che è costata 20 centesimi di dollaro e la vende a $120.000, è uno che ha espresso un concetto, ma non nel fatto di arricchirsi. Quella è una conseguenza che riguarda il mercato e non mi occupo, ma nell'idea di far riflettere come il mercato dell'arte viva i giorni nostri.
Quanta importanza diamo noi a un oggetto che se poi è troppo maturo lo buttiamo, ma se lo stesso oggetto vive in un altro spazio, in un'altra dimensione, acquista valori diversi, soprattutto se è un artista riconosciuto che fa quel gesto. Quanto è lontano da Duchamp che prende un mulinatoio utilizzato per i bisogni quotidiani e lo porta in un museo. E così mille esempi come possiamo pensare anche alla pittura e all'arte pop, che molti pensano che sia nata e sviluppata in America. Questo è vero, ma nasce in Inghilterra qualche anno prima, soprattutto inizia proprio con questo collage, proprio un dipinto di Hamilton che non ha grandi misure. E il titolo dice: cosa rende esattamente le case di oggi così diverse, così attraenti? 1956. Pop art è il termine che uno studioso di allora attribuisce a queste proposte artistiche, perché dice che l'arte deve smettere di essere qualcosa che appartiene a intellettuali, a esperti. L'arte è anche popolare, deve tornare a recuperare il motivo per cui è nata. Con Giotto è nata per arrivare a tutti. Che poi tutti fossero in grado di farla è un'altra cosa, ma la pop art dice che possiamo anche farlo tutti nel momento in cui abbiamo deciso, con Duchamp, con altri esempi, che non è più importante chi fa arte, non è più importante chi è capace di fare arte, ma è importante chi utilizza qualunque strumento purché esprima un concetto che è provocazione, che è arte, che è concetto, che è pensiero. Questo è, poi magari ho anch'io i miei dubbi, però questo è. E allora quando poi ci propongono la pop art e vedete in quell'immagine lì, nella riflessione che è acuta di questo artista che dice: guardate che questo fatto di collage, cosa rende esattamente le case di oggi così diverse, così attraenti? Sono le cose, gli oggetti. In un momento in cui in quel contesto storico riempiamo le case di cose anche inutili, quello che accade ancora oggi a far riflettere come l'oggetto stia diventando più importante delle persone che abitano quella stanza. Tant'è vero che le figure che abitano quei luoghi sono diventate oggetti anche loro. Guardateli anche nella provocazione, e anche sono, voglio dire, anche simpatici, esagerando un po'. L'unico aspetto di umanità residua sta in quella domestica, nell'angolino in alto, che aspira con l'aspirapolvere le scale. Quindi è facile realizzare questo? Non l'ha neanche dipinto? Sono ritagli assemblati e pezzi messi vicino? È facile forse nel fare, costruire questo, ma nell'esprimere questo concetto che fa riflettere, che diventa provocazione e che poi ai giorni nostri si rivela vero, credo che non sia da tutti. Dopo di lui è facile per tutti, come i tagli di Fontana, pensarli ed è facile farlo. Come quando Andy Warhol o altri che con la pop art hanno fatto cose interessanti da quel punto di vista, magari meno belli da vedere perché siamo abituati a un'arte molto più raffinata, ma nel concetto è prepotente quando qualunque oggetto, la lattina di Coca-Cola nasce per la necessità di contenere un liquido che tutti quanti bevono, è alla portata di tutti. È la nonna della banana, quel concetto di una lattina che si è rappresentata o portata fisicamente in un altro luogo, smette di essere motivo per cui è nata e diventa altro, ma di consumo di tutti e quotidiano. Sono concetti che si legano. L'arte in questo caso, la lattina di uso quotidiano di tutti portati dentro un museo, torna ad essere un modo espressivo artistico alla portata di tutti. In sintesi, scusate se bestemmio, ma abbiamo i tempi, i minuti contati, ma spero che i concetti arrivino. Come, per concludere, i tagli di Fontana. Torniamo in un fare arte, ma questo per sottolineare meglio che dobbiamo pensare anche all'arte di cui stiamo parlando, di contestualizzarla. I tagli di Fontana non arrivano per caso, così perché una mattina non sa cosa fare, non mi piace un dipinto, è antipatica quella tela perché non ho ispirazione, la taglio. No, se studiamo Fontana sappiamo come arriva a forme nuove che cambiano e mutano in funzione a una luce naturale vera, perché prima del taglio ci sono dei chiodi che spingono le tele e questi effetti producono ombre proiettate sulla tela che a loro volta producono immagini nuove, poi i fori, poi i tagli, perché c'è la necessità dopo il futurismo di dimostrare il dinamismo, di conquistare spazi nuovi. Sono i periodi in cui si tenta la conquista dello spazio e l'artista non può togliersi dalla sua contemporaneità e dalla sua modernità,
dal suo contesto storico. E allora l'arte, se deve conquistare spazi in un concetto che è ormai pieno e assorbito, viviamo di sintesi, che cosa facciamo? L'astronave, l'Apollo 11 che conquista la Luna? No, non funziona, dobbiamo esprimerci per concetti. Allora quale concetto nell'essenza, nella sintesi? Prendere la tela perché sto facendo arte, perché ho sempre dipinto e quella tela la taglio, perché lo spazio dell'arte non può essere contenuto in uno spazio che è dettato da una superficie. Quello in sintesi è anche il concetto di, è vero, concetto spaziale, di conquista di spazi e dimensioni nuove. Poi ripeto, può piacere o meno, questo non lo so, può essere semplice, come anche il fatto di una banana appesa al muro, lo posso fare anch'io, ma non funziona così. Intanto non sono un artista qualificato, quantificato e ha dimostrato di esprimere concetti, non è soltanto questo che è espresso. E poi è il primo che lo fa. E poi scusate, se è provocazione e tutto il mondo ne parla con gli strumenti nel contesto in cui viviamo, in 5 secondi tutto il mondo ha saputo che una banana di 1 centesimo è stata venduta a $120.000. In un secondo ha fatto parlare di sé tutto il mondo, esprimendo questi concetti che non sono di per sé la banana, ma sono il fatto che il mercato dell'arte ci sta sfuggendo di mano. Ragioniamo su questo? E poi proviamo a pensare anche a chi l'ha acquistata, che non è capace neanche di avere questa idea, una volta fatta semplice, ma che fa parlare di sé soltanto perché l'ha acquistata. Sono tutti concetti che se ci fanno riflettere, e magari alla fine torniamo a dire ci piace Raffaello, secondo me hanno centrato il problema, ci fanno riflettere queste cose. Come ci fa riflettere adesso capire che in questo momento, dopo 25 anni che non sta succedendo nulla e sono tempi lunghissimi, l'arte significativa di rivoluzione si è espressa spesso agli inizi del secolo, viviamo di una rendita, ma la rendita non ha quella potenza. Ecco che allora in questo momento siamo arrivati addirittura a pensare che l'arte, nata per tutti e che esista e che resista al tempo, all'infinito, oggi si autodistrugga. Quante installazioni, quante espressioni troviamo che si crea il capolavoro, gli diamo un valore, gli diamo un concetto e deve sciogliersi nel momento in cui si apre quella mostra. La documentiamo perché è passata, la registriamo, gli diamo un valore anche di mercato, però si autodistrugge. Ecco che è un'altra conquista. Io non lo so da che parte stiamo andando, ma io credo che questa domanda se la sono fatti sempre tutti quanti quando l'arte è andata un po' in crisi e non abbiamo avuto la sensibilità e la conoscenza di comprendere che aveva un significato. Ci siamo fatti travolgere spesso dall'essere spaventati da qualcosa di nuovo. Spesso succede che sono veramente prese in giro, però certificarlo adesso io, per quanto mi riguarda, non me la sento. Mi piace più pensare che questi artisti parlino a generazioni che saranno future, che sapranno difendere questi concetti e che nella sua bellezza facile, come abbiamo visto prima nella pop art di quelle case dove gli oggetti inconsciamente, senza accorgersi, diventano più importanti di noi, sia una profonda riflessione che se fosse stata dipinta o se poi fosse portata con altri strumenti, ma il concetto è quello, io l'apprezzo e ringrazio chi ha avuto questo pensiero, come ringrazio voi per l'attenzione. Compositore che vi presento è rappresentativo dell'immagine del movimento che abbiamo visto prima con il futurismo, perché anche in musica c'è un movimento che va al di là delle note della musica stessa. Noi abbiamo visto tanti concetti prima e Rameau è il principale teorico, proprio forse il primo grandissimo teorico della storia della musica moderna. Ma ci sono dei compositori che addirittura si fanno guidare invece che semplicemente, ovviamente, da un grandissimo genio di inventiva, da una grandissima fantasia e da una coscienza compositiva,
ma proprio dalle possibilità fisiche delle nostre mani. Potremmo dire, gli prudono le mani sulla tastiera proprio, cercano soluzioni alternative e grazie al movimento stesso riescono a scrivere molte loro composizioni. Questo è il caso di Domenico Scarlatti. Pensiamo che Rameau, che vi ho presentato prima, ha scritto per clavicembalo 5 suite. Veramente molto molto poco, ma veramente di una sostanza incredibile per quello che lui voleva comunicare. Scarlatti scrive 555 sonate per clavicembalo, ok? E sono incredibilmente diverse l'una dall'altra, e già appunto le due che vi presenterò, che comunque appartengono a una produzione abbastanza tra le prime sonate, insomma, che ha scritto, sono completamente diverse. Una è maggiore e una è minore, proprio per esemplificare questo binomio tonale che vi ho presentato prima. La prima è estremamente, se si vuole, gioiosa, con questi richiami ai corni da caccia, quindi molto, molto gioviale, ma che nella seconda parte invece improvvisamente piomba in una tristezza che oseremmo dire napoletana, spagnola. Scarlatti era napoletano e è andato a lavorare in Spagna, alla corte appunto alla corte spagnola, insomma, dell'infanta spagnola, e la seconda sonata invece è proprio, io la vedo molto legata a quello che abbiamo visto prima, a questo senso di vertigine. Inizia con una scarica di note, una serie di dissonanze pazzesche per l'epoca, che chiaramente lui mutua dal folklore spagnolo, precipitandosi sulla tastiera con un movimento che praticamente continua a rocambolescamente ad andare avanti, fermandosi e poi riprendendo da un'altra parte. È una sonata che potremmo quasi dire un po' schizofrenica, cioè, ma veramente lo era, considerando anche che la corte spagnola viveva di forti disagi anche proprio a livello emotivo, a livello psicologico, e che Scarlatti era chiamato ad allietare e a rappresentare anche proprio questi sentimenti che non avevano modo di uscire in qualche maniera. Quindi, buon ascolto dell'ultima parte.
entusiasmante vedere l'entusiasmo con cui degli artisti parlano della loro arte e delle loro passioni, quindi veramente piacevole, è stata una bella serata, credo che sia stata apprezzata. Per me una banana è sempre una banana. Sempre nell'ambito del pragmatismo, come vi ho detto, il Lions è un'associazione di service, il nostro hashtag è We Serve, salute, giochi, sport, insomma, varie iniziative. Quindi anche i nostri amici sono stati per raccogliere fondi, non per il Lions, ma se c'è un bigliettino con eventualmente per la donazione alla Caritas. Quest'anno abbiamo identificato la Caritas di San Daniele, la Caritas di Miami e il Samaritano di Ragogna per l'assistenza ai giovani disabili. Ogni nostro meeting è registrato, è visibile su YouTube, qualcuno in diretta, qualcuno in differita, questa sera in differita. C'è un volontario che è Ugo, e c'è ogni meeting ha qualche obiettivo. Faccio vedere in differita, naturalmente volevo ringraziare Ugo che era ripresa, Paolo, Alessandro, Franca che da qualche parte, anche Marco che ha trafficato per portare tutte le cose, c'è un lavoro per fare queste cose. E il ringraziamento finale di tutto questo lavoro sono questi due libri che diamo il regalo è un libro, e guarda caso questo è un libro l'ultimo di Bollani, quindi a lui serve il pianista, e questo è un libro per Paolo. Come produrre il lavoro? Come dire, no, un libro potrebbe essere carino, perché sono tutti gli artisti che sono passati per il Friuli dal 600 al 700 e la memoria di quello che hanno fatto. Spero che sia stata una bella serata e ne faremo ancora una cosa. Abbiamo fatto diversi meeting, il prossimo meeting ce l'abbiamo il 17, potete vedere in diretta, abbiamo Orioli che parlerà, l'obiettivo di quel meeting lì era far vedere quanto sia importante praticare sport per crescere nella vita e diventare anche dei conduttori di successo come è stato Orioli e soprattutto lo sport singolo che rafforza. Poi abbiamo a metà maggio abbiamo il presidente del Consiglio Stato di Vigino Pozzo che farà una famiglia